Buonasera, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Il caso delle mense scolastiche scoppiato a Udine l'anno scorso torna davanti ai giudici. La società che gestiva il servizio, finita anche nel mirino della Procura, ha fatto ricorso al Consiglio di Stato contro Palazzo d'Aronco. Caso mense scolastiche, il braccio di ferro tra la EPSPA e il Comune di Udine approda in Consiglio di Stato. L'11 maggio la società con sede operativa a Napoli è ricorsa al massimo organo giuridico-amministrativo contro una sentenza del TAR del Friuli Venezia Giulia di 3 mesi fa. Nel luglio 2021 il Comune aveva risolto il contratto con la EP per la gestione delle mense scolastiche dei centri estivi nel capoluogo per il 2020-2021, a seguito delle segnalazioni di alcuni disservizi. Proprio in base a queste segnalazioni la Procura di Udine aveva aperto un'inchiesta condotta dai carabinieri del NAS contro i vertici dell'azienda. La EP quindi ha chiesto a Palazzo d'Aronco i nominativi dei componenti della commissione mensa che fece le segnalazioni e i dettagli dell'offerta tecnica presentata dalla CAMST, subentrata nella gestione delle mense. Elementi utili, a detta dell'azienda, per tutelare i propri interessi e per difendersi davanti all'autorità giudiziaria. Il Comune ha negato l'accesso agli atti e la società napoletana è ricorsa al TAR regionale. Il giudice amministrativo però ha dato ragione al Comune perché i nominativi sono tutelati dalla legge sulla privacy e l'offerta tecnica della CAMST contiene dati appartenenti al know-how aziendale. Per il ricorso al Consiglio di Stato, Palazzo d'Aronco ha dato mandato all'avvocato Nicolò Paoletti di Roma e agli avvocati del Comune Gian Giacomo Martinuzzi e Claudia Micelli. Ancora interventi per il maltempo in alcuni comuni della provincia di Udine. A Lignano Sabbiadoro nella notte tra sabato e domenica c'è stata una mareggiata. Le forti raffiche di Bora hanno provocato un'erosione del litorale e il sollevamento di cordoni dunosi lungo tutto l'Arenile. I danni sono contenuti, ma i concessionari nei prossimi giorni saranno costretti a sistemare la spiaggia in occasione delle prossime festività di Pentecoste e del ponte del 2 giugno. A Udine, in via Basaldella, un albero è caduto in una roggia, rami e alberi pericolanti a Prepotto, intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza. Emergono nuovi elementi sull'omicidio di Lauretta Toffoli. Ieri l'avvocato Bertoli, difensore di Vincenzo Paglialonga, indiziato del delitto di Via della Valle, ha depositato in procura una relazione che potrebbe aprire nuovi scenari, in particolare sulla presenza di estranei alla palazzina nel momento dell'omicidio. Nella relazione sono riportate quelle che sono state alcune tracce, presunte tracce ematiche, che la criminologa dottoressa Pontoni ed io abbiamo in qualche modo testato per la verifica. Si tratta di tracce che sono state rilevate, una sulla porta dell'ascensore posto al secondo piano, quindi adiacente all'appartamento dell'omicidio, e invece 3 tracce distinte sulle scale nella parete a ridosso del pianerottolo del primo piano e quindi dell'appartamento di Paglialonga. Le 4 tracce sono state attestate con il reagente Combur, hanno dato una positività. 3 tracce, quindi è stata esclusa quella della porta dell'ascensore al secondo piano, le altre 3 sono state parzialmente assorbite e repertate per eventuali decisioni che la Procura della Repubblica vorrà prendere in merito. Si dovrà eseguire il test del DNA per stabilire se sono appartenenti a persone che magari vivono nella palazzina e riconducibili a degli eventi prima del delitto o subito dopo. Le presunte tracce ematiche, se appartenenti a persone, si dovrà stabilire se sono estranee agli eventi oppure possono avere una correlazione con il delitto. Questo pomeriggio un bambino di 10 anni di Butrio è caduto da una scarpata a Cavazzo Carnico da un'altezza di 6 metri. Il piccolo stava percorrendo assieme a un genitore la ciclabile Pioverno-Cavazzo quando ha perso il controllo della bicicletta ed è precipitato verso il gretto del tagliamento. Sul posto sono intervenuti gli uomini del soccorso alpino, i pompieri e i sanitari. La Sores ha inviato l'elisoccorso regionale che ha portato il bambino all'ospedale di Tolmezzo per controlli.
Ha riportato un trauma dorso-lombare una donna dopo essere caduta da cavallo nella tarda mattinata di oggi a Taipana. La centrale SORES di Palmanova ha inviato sul posto un'ambulanza e anche l'elicottero del 118. La donna è stata soccorsa e trasportata all'ospedale di Udine. Le sue condizioni sono serie. Uno scontro frontale tra due automobili è venuto verso le 12:30 sulla statale 14 nel tratto compreso tra Terzo d'Aquileia e Fiumicello. Per cause ancora da accertare, una Fiat Panda e una Tesla sono entrate in collisione in via Malborghetto nel comune di Terzo. Sul posto i sanitari, vigili del fuoco del distaccamento di Cervignano e i carabinieri della compagnia di Palmanova. Ad avere la peggio è stato il conducente della Panda, un uomo di 82 anni che è stato ritrasportato all'ospedale civile di Udine. Le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita. I dati della pandemia: su un totale di 2.823 test sono state riscontrate 182 positività, 35 da 1.436 tamponi molecolari e 147 dai 1.387 test rapidi antigenici realizzati. Restano 2 le persone in terapia intensiva, mentre i ricoveri in altri reparti sono 96. Si registrano 4 decessi, 2 di Udine e gli altri 2 di Trieste. Una grande emozione, una festa che ha toccato il cuore di tutti. La definiscono così i primi cittadini di Marano Lagunare e di Prepotto l'esperienza della 19ª tappa del Giro d'Italia che ha visto partenza e arrivo nei loro territori. Siamo stati al centro del mondo per un giorno, la definisce così l'esperienza del Giro d'Italia il sindaco di Marano Lagunare Mauro Popesso, 2 giorni dopo in cui la sua comunità ha vissuto la partenza della 19ª tappa. Un evento unico per Marano che resterà nella storia, ma la cosa che più mi ha colpito, commenta il primo cittadino Telefriuli, è stata l'emozione, la commozione vista negli occhi dei maranesi. È stata una festa che ha toccato il cuore. Popesso traccia un bilancio più che positivo, 2.000 le persone dello staff del Giro d'Italia che hanno raggiunto Marano Lagunare. Impossibile trovare una camera negli alberghi della zona, tutto sold out, con ristoranti già prenotati da settimane. Circa in 10.000 si stima il totale degli appassionati della Carovana Rosa che hanno raggiunto la località e per questo il sindaco Popesso, visto il successo della giornata, ringrazia la regione, i volontari della protezione civile, il comitato di tappa e in particolare il patron Enzo Cainero e Giuseppe Bazzana che ha seguito i dettagli della partenza. Una grande promozione anche per il territorio di Prepotto. Vedere la mia Castelmonte così trasformata è stato commovente. Le parole del sindaco Maria Clara Forti. Un grazie va a tutta la macchina organizzativa e alle associazioni del mio territorio. Speriamo in un nuovo passaggio, commenta il primo cittadino, e magari la prossima volta brinderemo con il nostro schioppettino. Si è svolta a Premariacco la commemorazione dell'eccidio avvenuto il 29 maggio 1944, quando 26 patrioti italiani furono impiccati dai nazifascisti. Il 29 maggio 1944 26 ostaggi dei nazifascisti furono prelevati dalle carceri di Via Spalato a Udine per essere successivamente impiccati a Premariacco e San Giovanni al Natisone. Da quella volta questo eccidio ingiustificato viene ricordato dall'ANPI alternando ogni anno la sede della commemorazione tra i 2 comuni sede dell'eccidio. Quest'anno è toccato a Premariacco fare gli onori di casa con il sindaco Michele De Sabata che guarda con amarezza i combattimenti oggi in corso in Ucraina. Purtroppo nel 2022 siamo ancora a parlare e vedere di questo, lo vediamo in Russia in questi giorni, lo vediamo in Ucraina ovviamente in questi giorni. Qua è stato fatto un eccidio punitivo, addirittura il tedesco dà ordine di impiccare queste persone non per punirle loro ma per dare un esempio di terrore alla gente. Purtroppo oggi per noi è una giornata triste perché vediamo che non è servito a nulla il sacrificio di questi nostri concittadini. Momento più toccante della celebrazione è la posa delle corone di alloro nel punto esatto in cui è avvenuta l'impiccagione. Presenti anche le autorità dei comuni di Tavagnacco e Corno di Rosazzo che piansero anch'essi le loro vittime. Qui non si tratta assolutamente di fare nessun tipo di rivendicazione, si tratta di ricordare quello che è stato, di ricordare perché è importantissima la memoria. Ricordare quello che è stato assolutamente perché questo non possa più succedere. Papa Francesco invia un telegramma al parroco di Cassacco per la benedizione apostolica ai 23 ragazzini che questa mattina hanno ricevuto la prima comunione. Fra i doni anche una copia del messaggio arrivato dal Vaticano. Sentiamo Don Giovanni Straulino.
Don Giovanni Straulino, la comunione dei ragazzini di Cassacco ha avuto una sorpresa importante che tanto sorpresa non è. Il Papa vi ha mandato un telegramma. Sì, ormai è un'abitudine annuale che in ogni occasione della prima comunione il Papa ci manda il telegramma su richiesta. Non solo, in altri momenti abbiamo mandato giù dei doni a Papa Francesco. Senta, nel telegramma di fatto è impartito la benedizione, no? Sì, la benedizione che poi è estesa sia oltre che ai comunicanti e ai familiari, ma a tutta la comunità, e quindi ecco la benedizione apostolica che viene data in particolare in questa occasione del Papa. Ed era successo anche a Raspano? Sì, domenica abbiamo fatto la prima comunione a Raspano, anche per Raspano la comunità di San Marco Evangelista ha ricevuto il telegramma particolare per la comunità. Nuovo appuntamento con la fotografia e l'arte del fotografare a San Vito al Tagliamento, nella chiesa di San Lorenzo, con la mostra Danilo De Marco, un tempo in Cina, nell'ambito della 36esima edizione del premio Friuli Venezia Giulia Fotografia 2022. Danilo De Marco nel 92 fa un viaggio in Cina, la Cina interna, la Cina verso il Tibet, la Cina rurale. Ecco, il discorso di questo artista è proprio sulle rughe del tempo, cioè sulla durata delle fotografie. Lo sguardo di Danilo De Marco è uno sguardo dall'interno. La massa delle foto è di 30-31 anni fa. Quando il Craft mi ha chiesto se accettavo di fare questa mostra, ho subito pensato a questo. Ho rivisto le negative, ho riguardato le foto, mi sembravano appena sufficienti e ecco, adesso la mostra è qua. Sugli oltre 200 scatti sono quasi 150 le fotografie nelle quali ci sono persone che ridono pur nella Cina del 1991, quindi devo dire una mostra che serve anche per i nostri momenti, per darci in qualche modo speranza, perché al di là di quello che c'è sopra l'importante è quello che c'è dentro le persone e Danilo De Marco l'ha fotografato in maniera impeccabile. Jennifer Sdrigotti, ballerina e insegnante di danza orientale di Porpetto, si è aggiudicata il titolo di vice campionessa del mondo per le categorie Belly Dance Classic Adult e Folk Belly Dance Adult, ai mondiali che si sono tenuti giovedì a Pole in Croazia. 2 dunque i titoli conquistati per le danze orientali dopo 2 anni di stop alle competizioni per l'emergenza pandemica. È stata una giornata piena di emozioni, commenta Jennifer Sdrigotti a Telefriuli, conclusa con successo dopo mesi di preparazioni, seguita personalmente dall'insegnante Anna Balabanova. Dalla Russia condividerò questo successo, conclude la neocampionessa, quella allieve della mia scuola di Corniolo di Porpetto. Siamo in chiusura, subito dopo la pubblicità, appuntamento con Sport FVG per tutti i risultati del calcio dilettanti. Grazie per l'attenzione e buona serata.